Io mi chiamo Lisa e ho 21 anni e sono qua a Gorizia per studiare relazioni pubbliche. Ho scelto Gorizia perché qua ho trovato il corso che fa per me e ho trovato le materie che mi piacciono e che più mi stimolano e studiando qua ho capito appunto che ho fatto la scelta giusta. Mi chiamo Simone, vengo da Villa Castelli, un piccolo paesino in provincia di Brindisi e ho scelto di studiare architettura perché è sempre stata la mia passione. Sì, ero molto esaltato all'idea di andare fuori dal mio piccolo paese e quindi di intraprendere una carriera universitaria. L'unico mio timore era quello di lasciare mia madre sola in pensiero e chissà mio figlio dov'è, che cosa sta facendo, anche se comunque sia sapeva già quello che io voglio diventare un giorno. Mi chiamo Nadia, ho 22 anni, vengo da Trieste e sto frequentando il secondo anno di laurea magistrale in Scienze del Patrimonio Audiovisivo dei Nuovi Media del DAMS di Gorizia. L'ho scelta perché, essendo a misura di studente, permette appunto uno scambio continuo con gli insegnanti e gli insegnanti possono anche aiutarti, rispondere a delle tue domande, comunque seguirti, quindi c'è proprio un percorso formativo nell'ambito della cultura che viene sostenuto appunto da parte dei docenti. Sono Gaia, ho 19 anni, vengo da Iesi in provincia d'Ancona nelle Marche e frequento la facoltà di studi internazionali e diplomatici a Gorizia. Potevo scegliere altri atenei più vicini alla mia zona, ma ho deciso di venire a Gorizia perché questa città e questo ateneo mi offrono più possibilità per realizzare il mio sogno, che è quello di lavorare nel campo dei diritti umani. Un aspetto che ho trovato fantastico per lo studente è la grande disponibilità che c'è nei suoi confronti da parte del corpo docenti. Poi frequentando i corsi molti professori ti spronano a mettere in pratica quello che si studia e questo mi ha aiutata molto anche a crescere. Io che comunque di solito ero molto timida e introversa, anche attraverso altri progetti ho avuto la possibilità di cominciare a parlare in pubblico, di espormi e scoprire una me che comunque non ero così fino a qualche anno fa. Abbiamo la fortuna di avere l'università a 100 metri dal confine e quindi spostarci liberamente, attraversarlo liberamente per poter fare qualsiasi cosa e quindi per poter vedere un mondo nuovo, un mondo dove non si parla l'italiano, dove si parla un'altra lingua. E questo per me è stato davvero interessante e anche istruttivo. L'Università di Gorizia è a misura d'uomo e offre tantissime strutture dove appunto fare molta pratica, dove potersi anche appassionare di più di cinema e conoscere questo magico mondo. E noi studenti siamo un po' l'energia di questa realtà. Una cosa che mi mancherà sicuramente di Gorizia, un domani lontano, sarà affacciarmi dalla finestra e avere un panorama stupendo che racchiude sia il castello di Gorizia, sia la Slovenia, sia le Alpi, che ogni mattina mi danno il buongiorno. Di Gorizia mi piace l'ambiente in generale perché a me è sempre piaciuto un ambiente che sia così come Gorizia. Di Gorizia e dell'università io penso mi rimarrà un bellissimo ricordo della mia crescita sia a livello umano, di professione e di studio. Mi rimarrà anche il ricordo di Gorizia, di questa città tranquilla, semplice, molto familiare, cordiale, che comunque adesso è diventata un pezzo della mia vita e me la ricorderò.